sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Guido un'auto da Fè. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Da oggi e fino al 25 marzo, i lunedì e i martedì, Auto da Fè diventa speciale giustizia, il caso della strage di Erba. Perché il 25 marzo? Perché in quella data la Corte di Cassazione deciderà sul ricorso presentato dagli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, come sapete condannati per quella strage, contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia del luglio scorso, che ha detto no alla revisione del processo, alla richiesta di revisione, alle richieste di revisione del processo presentate dagli avvocati difensori, dal tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi e dal magistrato oggi in pensione Cuno Tarfusser. Analizzeremo, partiamo da oggi con l'avvocato Schembri, ma sentiremo anche numerosi altri consulenti che hanno lavorato alla richiesta di revisione. Analizzeremo i motivi del ricorso, i temi fondamentali del ricorso che ci permettono di riscrivere tutta un'altra storia documentatamente intorno a questa vicenda. Oggi con l'avvocato Schembri e poi con gli altri esperti, consulenti, accademici, professori che hanno dato la loro opera per questa ricerca di verità e giustizia. Buon ascolto. Siamo con l'avvocato Fabio Schembri che insieme ai suoi colleghi, il professor Nico D'Ascola, l'avvocato Luisa Bordeaux e l'avvocato Patrizia Morello, difende, come sapete, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Siamo all'indomani della presentazione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza, contro la sentenza con cui la Corte d'Appello di Brescia a ottobre ha rigettato le istanze di revisione, compresa ovviamente quella presentata dagli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Intanto, buon pomeriggio, avvocato Schembri, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie a lei. Allora, abbiamo oggi la possibilità, e la ringrazio di questa possibilità, perché reputo che questa cosa sia di pubblico interesse, come tutta questa vicenda, e il motivo per cui la stiamo seguendo da tanti anni è proprio questo. Abbiamo la possibilità di approfondire i contenuti di questo ricorso che avete presentato in Corte di Cassazione contro la sentenza che appunto ha rigettato sia la vostra che le altre due istanze di revisione, quella presentata dal tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi, l'avvocato Soldo, e l'istanza presentata dall'allora sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, presso la Procura Generale di Milano, ovvero il dottor Tarfusser. La Corte d'Appello ha, secondo voi, pronunciato una sentenza sulla quale gravano vizi relativi alla violazione di legge e alla struttura motivazionale, voi scrivete, ovvero ci sono in sentenza travisamenti della prova di diversa natura, per omissione, per errata rappresentazione o anche per cosiddetta invenzione su atti fondamentali del processo. Poi entreremo nel dettaglio, però volevo che lei spiegasse a tutti noi che non siamo esperti del diritto né avvocati cosa significa violazione di legge e della struttura motivazionale, vizi relativi alla violazione di legge in una sentenza. Sì, sono le doglianze che uno può sollevare con il ricorso in Cassazione, cioè la violazione di legge, quindi della norma processuale in questo caso, che avrebbe dovuto eventualmente applicare in una corretta interpretazione la Corte d'Appello di Brescia al nostro giudizio, e poi la struttura della motivazione sostanzialmente, cioè noi abbiamo impugnato anche la motivazione su cui si regge quella sentenza sotto il profilo della manifesta illogicità e anche sotto il profilo del travisamento della prova, sotto plurimi aspetti, nel senso che noi diciamo alcune prove sono state travisate perché per un verso sono state ignorate e per altro verso sono state lette del tutto erroneamente. Altro profilo naturalmente riguarda dell'impugnazione, riguarda invece la parte nella quale la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto di non dover
valutare quale nuove alcuni elementi di prova che noi avevamo allegato. Noi al contrario sosteniamo che in base a una famosa sentenza a sezioni unite Pisano, che poi diciamo è stata ulteriormente sviluppata dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione, come principi, in realtà quelle prove sono da ritenersi del tutto nuove. Quindi di fatto nel ragionamento che ha condotto la Corte d'Appello di Brescia al rigetto, anzi a dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisioni, sono rimaste fuori alcuni elementi di prova sostanzialmente che sono per noi nuovi da un lato e dall'altro lato vanno a impattare decisamente sulle sentenze di condanna. E quindi questo ragionamento probatorio, cioè quindi il procedimento di valutazione che è stato compiuto dalla Corte d'Appello, diciamo, è manchevole di importantissimi elementi che, restando naturalmente fuori, viziano, certo, diciamo, l'argomentazione che sorregge la sentenza. Allora, partiamo dall'inizio. Sì. Punto primo, voi fate questo rilievo, questa critica alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia. O meglio, criticate la Corte d'Appello di Brescia perché ha violato la legge processuale penale, in estrema sintesi. Sotto che punto di vista? Perché? Perché voi dite il giudizio di revisione si divide in due parti molto distinte. Sì. C'è una prima parte nella quale la Corte deve valutare gli estremi di novità e l'idoneità astratta di alcuni elementi portati a supporto della richiesta di revisione a ribaltare quello che era il giudizio consolidato. E una seconda fase che è un processo vero e proprio. No? Se alla prima fase a colpo d'occhio, la formula latina è ictu oculi, no? Se a colpo d'occhio comunque diciamo ci sono elementi nuovi in grado di ribaltare il giudicato, questi vanno ammessi. Come? Attraverso un processo vero e proprio, giusto? Sì. Se manca questo, voi dite, qui c'è una violazione molto grave, è una violazione addirittura di 2 articoli della Costituzione, quello che stabilisce il diritto alla difesa, l'articolo 24, ma anche quello del giusto processo, il comma 4 dell'articolo 111, che stabilisce che la formazione della prova avviene solo nel contraddittorio. Sì. Allora, è consolidata questa divisione in 2 parti del giudizio di revisione? È consolidata, diciamo, su questo non ci sono dubbi. Diciamo, ci sono 2 fasi. La prima fase, come lei diceva, appunto, dove la Corte d'Appello è chiamata a svolgere un giudizio, diciamo, sommario, quindi e se dovesse risultare cioè, la richiesta... il dottor Tarfusser e voi e l'avvocato Soddo avete portato una quantità di elementi. Sì. Se ha una valutazione sommaria, una delibazione sommaria, diciamo, questi elementi sono potenzialmente in grado di rovesciare il giudicato, allora abbiamo un processo vero e proprio, giusto? Perfetto, allora si ha un processo vero e proprio, cioè la valutazione che deve compiere in ordine all'ammissibilità della richiesta la Corte d'Appello in sede di revisione è appunto la astratta idoneità, quindi la potenzialità degli elementi a ribaltare l'eventuale giudicato, eventualmente la loro idoneità. E sotto altro profilo deve naturalmente valutare se quelle prove congiuntamente a quelle precedenti siano appunto nuove e quindi una volta diciamo valutate quali nuove prove, poi l'idoneità e la potenzialità delle stesse a ribaltare il giudicato. E qui si ferma la prima regola di giudizio, cioè sostanzialmente la Corte d'Appello avrebbe potuto compiere questa valutazione anche in Camera di Consiglio non partecipata, quindi avrebbe potuto emettere un'ordinanza di inammissibilità senza fissare un processo. In questo caso la Corte d'Appello ha deciso invece, nel nostro caso, di fissare un processo ed emettere un decreto di citazione a giudizio. Questo che cosa significa? Che implicitamente... Era già stata superata la prima fase. Diciamo, aveva valutato quale ammissibile la richiesta, implicitamente. Questo non toglie che naturalmente in qualsiasi momento, cioè uno può anche rendersi conto di avere sbagliato e quindi anche
tornare indietro e dire vabbè, ma non procediamo con il processo perché ci siamo sbagliati e quindi non assumiamo le prove. Ma deve essere di palmare evidenza, come dicevamo, l'inidoneità, diciamo, degli elementi che sono stati allegati all'istanza per poter giungere a un tornare indietro rispetto a un precedente giudizio, seppur implicito, di ammissibilità dell'istanza. Quindi questo è stato, diciamo, la fase che ha condotto ad emettere un decreto di citazione a giudizio, che non abbiamo scelto noi, cioè le modalità. È stata la Corte d'Appello a fissare un processo. Sì, che è iniziato il 1° marzo del 2023. Che è iniziato il 1° marzo del 2023, poi del 2024, chiedo scusa, poi c'è stata un'ulteriore udienza il 16 aprile e c'è stata una terza ed ultima udienza il 10 di luglio, dove la Corte d'Appello ha deciso... Però, insomma, voi dite, se c'è una fissazione di udienza, siamo già in una fase nella quale si dà per implicito che abbiamo superato il vaglio di ammissibilità. Certo. L'ammissibilità è dichiarata di fatto nel momento in cui andiamo fisicamente in tribunale. Però si può tornare indietro. Attenzione, noi diciamo tornare indietro significa che in casi evidenti, manifesti, dove magari la Corte d'Appello ravvisa un errore di valutazione da parte sua, anche della Corte d'Appello, visto che ha fissato un processo, dice vabbè, ci siamo sbagliati, torniamo indietro. Benissimo, però voi dite un'altra cosa, dite che le fasi sono distinte e due, e in effetti fin dal 1° marzo, prima udienza, la difesa, segnatamente il professor D'Ascola, si domandava ma in che fase siamo qua? Sì. Perché si era cominciato a parlare nel merito delle questioni, no? Quindi voi dite una cosa ben precisa. Allora, un conto è la valutazione degli elementi di novità e della astratta idoneità di questi elementi a ribaltare il giudizio. Sì. Quindi, ma nel momento in cui questo avviene e io fisso l'udienza, dobbiamo giocarcela come un processo normale, cioè un giudizio di primo grado normale, con l'ammissione e l'acquisizione delle prove, dei testimoni e via dicendo. Diciamo varie cose. La prima riguarda le regole di giudizio, perché al di là delle fasi, noi abbiamo discusso sostanzialmente sia sull'ammissibilità, siamo stati costretti a discutere anche sul merito degli elementi di prova. Hanno mescolato le fasi. Noi diciamo, bene, va bene, mescoliamo le fasi, si può fare tutto sommato, però quello che non si può fare è mescolare le regole di giudizio, nel senso che le due fasi appartengono alle due fasi delle regole di giudizio diverse. La regola di giudizio in ordine all'ammissibilità l'abbiamo già detto, astratta idoneità di quegli elementi a ribaltare la sentenza di condanna. Anche in un'ottica del dubbio ragionevole. Mentre la regola di giudizio sostanzialmente della seconda fase è quella, diciamo, classica, quella che per tutti i processi di merito, ovvero, cioè se gli elementi in concreto, in questo caso, sono idonei a portare a una sentenza di proscioglimento, anche nell'ottica del ragionevole dubbio. Ma ecco, la regola di giudizio che è stata mescolata, a nostro giudizio, scusi il gioco di parole, dalla Corte d'Appello, è proprio questa, cioè ha applicato una regola di giudizio che appartiene alla seconda fase senza tuttavia assumere le prove, quindi entrando praticamente come se fosse stato un giudizio cartolare, cioè nel senso come se noi avessimo portato per esempio già delle prove formate. Ecco, un'altra cosa da chiarire è proprio questa. In tutte le revisioni, così come in tutti i processi, non è che la difesa piuttosto che l'accusa porta delle prove, porta degli elementi di prova che laddove poi una volta ammessi e quindi assunti diventeranno prove. Quindi la Corte d'Appello ha trattato questi elementi che noi avevamo allegato alla richiesta di revisione come se fossero già delle prove formate. Quando in realtà
ma questo è un principio proprio di rilevanza costituzionale. La prova si forma in contraddittorio tra le parti. Articolo 111. Il contraddittorio, un'altra presunta probabile confusione che si è venuta a creare, è che il contraddittorio debba essere quello tra le varie parti, cioè la requisitoria, l'arringa e quant'altro. No, questa è una forma di contraddittorio. Poi l'articolo 111, quello che lei ha citato, il quarto comma, diciamo che prevede il contraddittorio per la prova. Ecco. Per formare la prova. Il contraddittorio per la prova, che è quello, insomma, il contraddittorio che uno vede in tutti i processi, cioè tutti i processi si svolgono in contraddittorio per formare la prova, per la prova. E come si svolge questo contraddittorio? Ascoltando i testimoni, acquisendo i documenti, formulando delle domande ai consulenti e ai testimoni da parte di tutte le parti processuali e financo dal giudice stesso, il quale potrà eventualmente formulare delle domande. Solo allora, una volta ammessa e una volta assunta, si potrà procedere a valutare, per esempio, l'attendibilità di un testimone, la credibilità di un testimone. Cioè, ecco, questo diciamo sono le regole classiche per giungere in contraddittorio alla valutazione successiva, che deve essere diciamo successiva, una volta assunta, alla valutazione della prova. Solo allora avremo una prova, cioè quella è la cosiddetta sequenza probatoria, e diciamo è un concetto alquanto chiaro, granitico, che è stato diciamo già scolpito da numerose sentenze della Corte di Cassazione. Quello che non si è avuto sì, certo. a Brescia è stato il contraddittorio per la prova, e quindi è questa mescolanza di regole di giudizio. Per quello cioè, voi dite la sentenza non ha valutato prove, ma elementi che Sì. sarebbero potuti e magari dovuti diventare prove soltanto Certo. dopo un contraddittorio, Certo. cioè un processo vero e proprio, come un processo di primo grado. come un processo di primo grado, perché si applicano Insomma, alla voi dite, abbiamo revisione. avuto un giudizio che in pratica è stato come un abbreviato senza consenso delle Certo, parti. sì, certo. Cioè, perché al processo di revisione si applicano le norme del processo di primo grado. Quindi, e questo non è avvenuto. Quindi una delle doglianze è proprio questa, di carattere procedurale, che non è soltanto, attenzione, una questione di forma, ma soprattutto di sostanza. Perché poi noi abbiamo letto la sentenza della Corte d'Appello. La Corte d'Appello entra in alcuni casi nel merito della prova, Certo, cioè nella valutando la poca attendibilità, per esempio, di un test piuttosto che di un Questa non consulente, è nuova, questa non è... senza tuttavia assumerla. Quindi per esprimere questo tipo di giudizio, Insomma, voi siete stati privati anche della possibilità di quello che avviene normalmente in un contraddittorio. non abbiamo fatto un processo. Non avete No. fatto un processo. E Questo abbiamo in avuto estrema una sintesi. sentenza Che- che chiaramente presuppone lo svolgimento di un processo che tuttavia non c'è stato. Che non c'è stato. Ah, no. Su questo aspetto cruciale, faccio alcune annotazioni a margine di questo concetto centrale, Sì. poi entriamo nel dettaglio. Su questo aspetto dei limiti del giudizio, cioè delle due fasi, voi avete citato anche numerose sentenze, ma la Corte d'Appello di Brescia dice no, ce n'è solo una. In realtà anche lì, diciamo, noi abbiamo citato anche in discussione numerose sentenze, poi con una memoria abbiamo citato un'ulteriore sentenza che di fatto, per quanto concerne questi concetti, proprio spiega quello che ho cercato di riassumere brevemente, cioè in ordine alle regole di giudizio da applicare, in ordine al contraddittorio per la prova, inoltre alla deliberazione che deve effettuare la Corte d'Appello sommariamente, come dicevamo, e quindi in realtà non è così. Noi non abbiamo citato una sola sentenza, ma abbiamo citato una pletora di sentenze. Come a dire che questo è un concetto molto chiaro in giurisprudenza. Ma è molto chiaro, è chiarissimo, cioè noi abbiamo anche citato delle sentenze mi permetta anche, avvocato Schiambri, è anche intuitivo, nel senso che se arrivo a un processo di revisione vuol dire che ci sono stati 3 precedenti gradi di giudizio, no? Sì. Per scardinare 3 precedenti gradi di giudizio io ti porto degli elementi. Se tu chiaramente, diciamo, valuti, ma lo capisce chiunque, che questi elementi sono marginali
e non tali da afferire alla struttura della sentenza di condanna, sui punti fondamentali, non facciamo nemmeno il processo. Certo. Se invece tu mi porti elementi seri che meritano una valutazione, allora il processo si riapre. Certo. No? E la valutazione poi è molto semplice. Cioè... E il processo si riapre con le formule canoniche del processo di primo grado, cioè col contraddittorio fra le parti. Sì. No? Sì. Questo è così, questo è il concetto. E le sentenze che voi avete citato questo dicono. Le sentenze dicono questo. E alcune, anzi, diciamo, se non sbaglio, alcune sentenze di Cassazione rigettano le pronunce delle corti d'appello che hanno detto no alla revisione proprio per questo. Proprio per questo, cioè noi diciamo c'è giurisprudenza consolidata e quindi non un'unica sentenza che di fatto va ad annullare dei provvedimenti della Corte d'Appello laddove la Corte d'Appello non si è limitata ad effettuare una deliberazione sommaria dopo aver emesso un decreto di citazione a giudizio e non ha proceduto all'assunzione appunto della prova. Quindi noi abbiamo citato tantissime sentenze in questo senso. Poi per quanto riguarda l'intero panorama, ecco, non v'è dubbio, sono altri principi consolidati che non si possono applicare le regole di giudizio che appartengono alla seconda fase, diciamo, per quanto concerne l'ammissibilità o meno della richiesta di revisione. Ecco, una regola di giudizio che invece è stata applicata dalla Corte d'Appello di Brescia pur non avendo fatto un processo. Ecco, quindi insomma sono tantissime sentenze che noi citiamo e le violazioni appunto di cui dicevamo prima sono proprio quelle violazioni che sono state in un certo senso ribadite da più pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione che si sono occupati di casi, diciamo, similari. Tralascio altre questioni. Voi lamentate anche il fatto che la Corte abbia riassunto in maniera infedele, parziale ed errata alcuni documenti che voi avete presentato, alcune considerazioni che avete fatto, ma questo diciamo è a margine rispetto al cuore, credo, di questa questione. E andiamo dunque al contenuto di che cosa viene impugnato. La prima questione che voi mettete in luce riguarda le motivazioni che la Corte d'Appello di Brescia ha portato per le questioni che ruotano intorno alla consulenza circa l'idoneità del signor Mario Frigerio a rendere testimonianza. Noi ne abbiamo parlato anche con il professor Sartori, ne parliamo con la professoressa Mazzoni, e diciamo un aspetto dirompente diciamo, della consulenza fatta dal professor Sartori era proprio questo, in base a nuove acquisizioni scientifiche che sono state patrimonio comune dopo la sentenza di Cassazione del 2010, quindi a partire dal 2011 la scienza ha accumulato nuove acquisizioni scientifiche a proposito del riconoscimento dei volti familiari di persone che si conoscono, no? Che è il caso del signor Frigerio, esattamente il caso del signor Frigerio, ed è esattamente uno dei punti centrali della condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi, no? Anzi, soltanto a partire dal 2013 sono intervenute alcune novità scientifiche molto rilevanti su questa questione. La prima, lo riassumo, poi le lascio il commento, perché il punto è che queste novità non sono state ritenute tali. La sentenza dice non c'è niente di nuovo, no? Però in realtà appunto dal 2011 e dal 2013 abbiamo alcune novità scientifiche che riguardano i meccanismi cerebrali che governano il riconoscimento dei volti di persone familiari e di persone non familiari. I volti familiari, questo dice la scienza, ma acquisizione recente, ripeto, sono riconosciuti molto più velocemente rispetto ai volti non familiari. Il volto familiare anzi viene riconosciuto in maniera automatica, non c'è un controllo volontario e decisionale. E la ragione è proprio attinente al funzionamento del sistema nervoso, quindi è un dato scientifico che elabora i volti familiari e quelli non familiari con modalità completamente diverse, ma proprio misurabili anche a livello elettrofisiologico. Queste modalità di funzionamento cerebrale si possono rilevare con tecniche come i potenziali, la risonanza magnetica funzionale, e non entro nel merito perché è un discorso scientifico, però sono misurabili. Da che cosa deriva da questa misurazione? L'impossibilità che uno volontariamente possa sopprimere il riconoscimento di un volto noto. In concreto, Olindo Romano
per il signor Frigerio non era un volto ignoto, era un vicino di casa, lo conosceva. Sì. È scientificamente impossibile, dice la consulenza, che il signor Frigerio non abbia riconosciuto subito, fin dal primo colloquio col pubblico ministero Pizzotti, il suo aggressore, se effettivamente l'aggressore fosse stato Olindo Romano, perché questo è ritenuto oggi, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, un passaggio impossibile. Lui avrebbe riconosciuto subito il volto del vicino. Ecco, questa qui è una novità scientifica, come diciamo misurabile. Sì. La sentenza di Brescia non si sofferma su questo aspetto. No, assolutamente, no? Qui la motivazione è anche omessa. Innanzitutto, per ogni singolo argomento che noi Valga abbiamo la premessa di prima. proposto alla Corte di Cassazione, vale la premessa di prima. Laddove si è pronunciata la Corte d'Appello sui nuovi elementi, entrando appunto nel merito, non avrebbe potuto farlo fino all'assunzione, cioè avrebbe dovuto assumere la prova e poi eventualmente valutare. Questo già l'abbiamo detto. Quindi questa violazione concerne tutti gli argomenti, tutti gli elementi di prova nuovi. Ecco, per quanto riguarda questa consulenza, qui lei ha già detto tutto. Possiamo fare... Come fai a dire che questo non è nuovo? Ecco, avrebbe dovuto soltanto, per l'ammissibilità, per quanto riguarda Frigerio, valutare in astratto se gli elementi nuovi costituiti dalla consulenza, dalle intercettazioni ambientali, in astratto fossero o meno idonei al ribaltare la sentenza di condanna. E quindi possiamo fare un esempio concreto. Cioè, i nostri consulenti affermano quello che lei ha detto, che è impossibile passare dal volto di un soggetto sconosciuto a un volto di un soggetto noto, qual era per il signor Frigerio Olindo Romano. Apro parentesi, i consulenti sono i massimi esperti sono delle i massimi neuroscienze, esperti, non solo in Italia, al mondo. Quindi diciamo, indicano tutta una serie di leggi scientifiche ormai consolidate e di novità scientifiche, dopo il giudizio. Quindi certamente stiamo parlando di elementi di carattere scientifico del tutto nuovi. Allora, mai considerati nei 3 processi precedenti per la strage di Erba, no? Mai considerati, assolutamente mai considerati. Quindi è per la prima volta che è stato proposto, quindi è un elemento a tutti gli effetti, un elemento nuovo, già di per sé la legge scientifica Questo nuova. elemento nuovo è in grado di scardinare il giudicato? Indubbiamente sì, in astratto, Astrattamente. perché Poi lo devo ecco, la valutare valutazione che avrebbe dovuto fare, siccome il signor Frigerio da un certo periodo fino a un certo periodo ha indicato quale il suo aggressore, un soggetto a lui sconosciuto, descrivendolo, e allora, fosse come dicono i consulenti, dell'impossibilità di passare al volto del vicino di casa Olindo Romano, noi avremmo un testimone quasi a discarico, anzi assolutamente a discarico, perché in questo modo ha indicato quale suo aggressore un'altra persona e non certo Olindo e Rosa. Quindi questa evenienza da sola sarebbe in grado di scardinare la sentenza di condanna. Stante questa legge che la scienza ha scoperto, ripeto, dal 2011 in avanti si è consolidata questa novità scientifica, sarebbe stato impossibile che Frigerio dicesse è uno sconosciuto se fosse stato Olindo. Beh, certo, questo è quello che... punto chiave. Quindi concludono i nostri consulenti, che sono i massimi esperti a livello internazionale. È uno sconosciuto. Il suo aggressore era effettivamente uno sconosciuto. Punto. Questo è. Siamo con l'avvocato Fabio Schembri, che insieme ai suoi colleghi, il professor Nico D'Ascola, l'avvocato Luisa Bordeaux e l'avvocato Patrizia Morello, difende, come sapete, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari amiche di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Questo era il periodo in cui nonno mi diceva: Alberto, con falloio bu e il vea galo, cioè
prima diceva l'olio bulvo è sempre a galla, cioè l'olio buono viene sempre a galla, e poi diceva gonfà l'olio bu e il ve a galla, cioè abbiamo fatto un olio buono e lo vediamo affiorare. E affiorare cosa vuol dire? Parlare del fior d'olio. Allora io, chiaramente è la solita storia, ve la ripeto da tanti anni, lo so, vi ho rotto anche un po' i marroni, ma va bene, dovete sopportarmi, sopporto anch'io tante persone che voi dovete sopportare me. È chiaro che è per coloro il fior d'olio che pensano l'olio extravergine di oliva come qualcosa che fa la differenza. Se uno pensa, ma sono tutti uguali, chi se ne frega, va bene. Ma però per coloro che trasformano lo spaghettino del 5 con un po' di pomodoro italiano, un po' di formaggio italiano in un piatto importante, devono usare un olio importante, fa la differenza. Riscoprite i sapori di un tempo con l'olio Acerbis, in modo particolare il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, di più non posso, non chiedetemi di più, non posso, 78 euro il trasporto, non lo pagate. Acidità bassissima, dolcissimo, straordinario, mettetelo via perché il parentado ve lo ciula, ve lo porta via, attenti. Come gusto, un gusto molto leggero, molto fruttato. Profumo, vi ricordate quando si andava in Camporella, cioè nel senso col plate, con gli amici, vino bianco, formaggio, salame, e c'era quel profumo di erbe intorno a noi? Ecco, ricorda molto quell'odore. L'erba appena tagliata dopo un temporale, una cosa meravigliosa. Insomma, io non ne ho per tutti, mi dispiace, tanti rimarranno senza. Se volete questa mattina 030 78 40. No, ho sbagliato, ferma. Questa mattina 030 68 40 408 il telefono, 78 euro 4 lattine, oppure ordinate tramite il sito olioacerbis.com. Vabbè, è andata così. Buona mattina, buona informazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E veniamo al secondo dato scientifico nuovo circa la questione Frigerio riconoscimento di Olindo. Gli scienziati, i neuroscienziati nella consulenza per la revisione dicono che il riconoscimento di un volto noto, immediato, automatico, avviene anche in presenza di alterazioni importanti, anche cerebrolesioni come quelle che aveva subito il signor Frigerio. Il volto familiare in sostanza viene riconosciuto anche nel momento in cui colui che deve fare il riconoscimento è in condizioni molto critiche. Sì. Questi nuovi studi scientifici consentono di poter dire che l'impossibilità di passare dal riconoscimento di un volto ignoto, quello che Frigerio dice all'inizio, non l'ho mai visto, è sconosciuto, è ignoto, a un volto noto, l'impossibilità di questo passaggio è, diciamo, tipica anche di chi sta in condizioni molto precarie, o presenti una cerebrolesione, o, come nel caso del signor Frigerio, indubbiamente un'amnesia anterograda, di cui poi parleremo, cioè praticamente un peggioramento del ricordo tardivo, mano a mano che passa il tempo. Anche questo dato viene completamente, mi sembra, ignorato dalla sentenza della Corte di Brescia, no? Sì, anche questo dato è stato ignorato, quindi qui non abbiamo alcun tipo di motivazione, cioè che sono dei dati naturalmente importanti, dei dati poi di carattere scientifico, che però vengono bypassati, completamente bypassati dalla Corte d'Appello, e si focalizza su altri dati assolutamente di contorno, oserei dire, ma errando pure, no? La Corte d'Appello di Brescia dirà, per esempio, che il signor Frigerio non è vero che fosse che avesse un'intossicazione da monossido di carbonio. In realtà il signor Frigerio l'ha documentato il medico legale, il medico del pubblico ministero, il dottor Scola, aveva un'intossicazione da monossido di carbonio, tant'è vero che la parte civile aveva utilizzato proprio l'analisi del dottor Scola, la diagnosi del dottor Scola di intossicazione da monossido di carbonio è stata utilizzata anche per la sua invalidità, insomma. Quindi si è dato per scontato anche da parte della parte civile che il signor Frigerio avesse un'intossicazione da monossido di carbonio. La quale è tra le cause generanti dell'amnesia. Perché no? dico che
anche quando si dice non è indimostrato l'intossicazione del monossido di carbonio, io potrei aggiungere allora, non cambia anche nulla. se diciamo, attenzione, l'intossicazione di monossido di carbonio c'è, però non era questo l'aspetto rilevante. L'aspetto rilevante è l'amnesia anterograda, il dato scientifico che non è dimostrata, il dato scientifico nuovo, non è dimostrata dall'intossicazione di monossido di carbonio, ma da altri elementi. ma da altri elementi, cioè i consulenti, i professori, 14 professori, cos'è che ricavano l'amnesia anterograda? Dalle intercettazioni sostanzialmente amnesia anterograda ambientali. significa che il ricordo peggiora col passare del Col tempo. passare del tempo. Contrariamente a quello che le sentenze hanno affermato. Perfetto. Dalle intercettazioni ambientali, perché anche questi elementi nuovi che non entrarono al processo e che non vennero quindi conosciuti dal giudice che giudicò, dai giudici che giudicarono l'Interrosa all'epoca. Quindi lì si può, ascoltandoli, apprezzare come Frigerio, paradossalmente e contrariamente a quello che dicono le sentenze, stava meglio nei primi giorni e piano piano le sue condizioni peggiorarono. Quindi si giunge all'amnesia anterograda, gli esperti giungono all'amnesia anterograda con un dato certo, hanno un dato certo. A questo punto che cosa fanno? Vanno oltre e dicono: ma che cos'è che ha cagionato questa amnesia anterograda? È una delle cause che cagiona l'amnesia anterograda è l'intossicazione della monossido di carbonio. E Frigerio era intossicato. Certamente, è una conferma, diciamo. È una però conferma in ogni caso la nuova cognizione del nuovo dato scientifico è che sicuramente Frigerio soffriva di amnesia anterograda. Ed è altrettanto sicuro che questo aspetto non fu mai giudicato, né in primo né in secondo grado. Quindi quando la Corte d'Appello dice, vabbè, era confuso, come dicono le sentenze, cioè, voglio dire, evidentemente confonde, in questo caso il gioco di parole ci sta, confonde il nuovo dato che è clinico, un dato clinico, con la confusione. Cioè, nel senso, la confusione perché aveva subito un trauma. Ma l'amnesia anterograda va oltre la confusione. Cioè, l'amnesia anterograda è proprio, diciamo, una patologia di cui soffriva Frigerio. E attenzione, accanto all'amnesia anterograda mettono un ulteriore dato, diciamo, di scienza, anche in questo caso. Cioè che per un soggetto cerebro leso qual era Frigerio in quelle condizioni e con amnestico, insomma, è chiaro che le domande suggestive che vengono poste, quelle che tendono a suggerire le risposte, sono maggiormente deleterie, no? E quindi fanno sì che si possa innescare, così come è stato per Frigerio, una falsa memoria. Ecco. Una falsa memoria, nel senso che ciò che si dice, ciò che disse Frigerio in dibattimento, cioè l'ha fatto suo, ma se hanno confrontato gli esperti, anche i vari colloqui, non solo con il luogotenente Gallorini, ma anche involontariamente con i pubblici ministeri, con i figli, dove Frigerio dimostra da un lato di non conoscere il suo aggressore, perché continuerà a dire che lui non lo conosce, ma nel contempo gli viene fatto tantissime volte per più giorni il nome di Olindo. È la prova provata, paradossalmente, che abbia avuto, diciamo, una suggestione e che l'amnesia anterograda a seguito delle domande suggestive si sia creata una falsa memoria. L'abbiamo proprio in dibattimento. Il signor Frigeri a tutte le domande di tutto ciò che avvenne in ospedale qualche giorno dopo rispetto alla sua aggressione, non ricorda nulla di aver parlato con i suoi figli, di aver parlato con lo psichiatra, di aver parlato con i pubblici ministeri, dirà di non ricordare. L'unica cosa che ricorda è il nome di Olindo. Il nome di Olindo è ciò che sostanzialmente disse nella prima fase, no? E qui c'è un qualcosa ulteriormente dimostrativo della falsa memoria che si è venuta a creare e che oggi è stata spiegata dagli scienziati. In dibattimento, quindi a distanza di un anno,
rispetto a tutte le sue audizioni, il signor Frigerio ha detto, anche se ha aggiunto di non esserne sicuro, di aver visto Rosa. No? E in questo caso, all'epoca, la Cassazione disse che non sapeva dell'amnesia anterograda, non sapeva di tutti questi fattori che oggi sono stati finalmente esaminati, non sapeva delle intercettazioni ambientali, che le dichiarazioni di Frigerio su quel punto lì erano oggettivamente rischiose. Oggi noi sappiamo per quale motivo non solo parte di quelle dichiarazioni, ma anche le altre erano di questo tenore qui, così come ha sottolineato all'epoca la Corte di Cassazione, che perché Frigerio, diciamo, affetto dall'amnesia anterograda, acquisì una falsa memoria a seguito delle domande suggestive che volontariamente, involontariamente vennero poste dagli inquirenti, dai figli, dall'avvocato. Questa falsa memoria sostituisce completamente quella originale, cioè quella vera. Assolutamente. E quindi il soggetto nemmeno se ne rende conto. Cioè, per il signor Frigerio sicuramente quella era la sua memoria vera. No? Ecco, una cosa che la Corte afferma e che francamente lascia perplessi è che le registrazioni delle diverse audizioni del signor Frigerio sarebbero già state ascoltate in aula in primo grado. Sì. Tutte. Non è così. Non è così, ci sono i verbali, c'è tutto. È stato ascoltato un segmento solo e soltanto del 15 dicembre, quella con il dottor Pizzotti, il segmento poi per il quale si fece confusione in primo grado tra la frase stato uscendo e stato lindo. Tutte le altre, quelle del 20, quindi il colloquio avuto il 20 dicembre con il luogotenente Gallorini, non venne ascoltata in aula, così come non vennero ascoltate in aula le altre audizioni di Frigerio, assolutamente. Fatto nuovo, altro fatto nuovo che nasce da una nuova analisi degli scienziati è questo qui. Le conversazioni del 20 e del 26 dicembre con il signor Frigerio non recano mai il nome, lui non fa mai il nome di Olindo. Sì. Al contrario di quanto è stato stabilito invece nelle sentenze precedenti. Certo. Questo gli scienziati lo rilevano con un nuovo metodo scientifico, un nuovo metodo di ascolto, che ha decodificato addirittura anche parole che prima erano state catalogate come incomprensibili, no? E che testimoniano il fatto che Frigerio, per esempio, dice: come si fa a decidere? Non ricordo bene, non ricordo niente. Adesso non ricordo niente. Quindi le sentenze dicono che... E io non l'ho riconosciuto, dice guardi, io non l'ho riconosciuto. Quindi assolutamente, le sentenze affermano, cioè, che Frigerio il 20 dicembre, nel colloquio del 20 dicembre con il luogotenente Gallorini, gli riconobbe Olindo Romano e reiterò questo riconoscimento il 26. Con i pubblici ministeri. I nuovi elementi sono attestativi del fatto che il signor Frigerio non l'ha riconosciuto il 20 e non l'ha riconosciuto il 26. Tant'è vero che lei richiamava quelle parole nuove, come si fa a decidere. Cioè, sostanzialmente, quando Gallorini fece per più volte il nome di Olindo e domandò al signor Frigerio chi poteva essere il suo aggressore, lui non rispose che era Olindo. A un certo punto disse: ma come si fa a decidere? E continuò a descrivere diciamo un soggetto con quelle caratteristiche somatiche già indicate il 15 dicembre al pubblico ministero dottor Pizzotti. E allora, quando andarono i pubblici ministeri il 26 dicembre, convinti probabilmente che già il nome l'aveva fatto il 20, evidentemente, no? E per più volte reiterarono domande sull'Olindo, anche loro, in buona fede, attenzione, in completa buona fede. Bene, lì la sentenza dice che vi fu un altro riconoscimento. In realtà i nuovi elementi attestano che proprio in quella data, il 26 dicembre, Frigerio a un certo punto disse, diciamo che rispondeva alle domande, dapprima disse sì, per poi dire successivamente, perché stava molto male, che onestamente lui, quella persona, il suo aggressore non l'aveva riconosciuto. Quindi non si è avuto mai un riconoscimento il 26 dicembre. Ne abbiamo prova addirittura non solo dall'audio dell'interrogatorio, ma anche delle intercettazioni ambientali, che sono ulteriori elementi nuovi, dove disse subito dopo ai suoi figli, quindi subito dopo il presunto riconoscimento, che lui del suo aggressore non si ricordava niente. Tutte cose mai vagliate.
dalle tutte corti cose di- mai ma- vagliate, perché queste nuove intercettazioni ambientali non entrarono a processo e quindi Mai. non vennero valutate dai giudici. Così come non è stato mai valutato il fatto che queste conversazioni, come lei ricordava prima, testimoniano che Frigerio ha quell'amnesia L'amnesia anterograda. anterograda, sì. Benissimo. E questo è il punto. Seconda questione affrontata nel vostro ricorso. La motivazione espressa dalla Corte, scritta dalla Corte di Brescia, sulle questioni relative a come morì la moglie di Frigerio, la signora Cherubini. Qui ci sono due consulenze chiave, quella del professor Priori e quella della dottoressa Basino, che abbiamo ascoltato. Qui voi dite siamo davanti a una valutazione scientifica del tutto nuova di un dato clinico che è presente nel processo, perché anche in questo caso lo rilevò il perito del pubblico ministero, il dottor Scola, ma che non fu mai valutato. E qual è questo dato fondamentale che è in grado di rovesciare tutto ciò che è stato raccontato nelle sentenze e che anche, secondo le cosiddette confessioni, hanno raccontato Olindo e Rosa? Il fatto è che la signora Cherubini non era nelle condizioni fisiche, le sue gambe non potevano deambulare, muoversi, né tantomeno salire le scale, perché ha avuto una lesione nel muscolo psoas, in un muscolo particolare della gamba che è quello che governa la camminata, il camminare e il poter quindi salire le scale. La Corte di Brescia, la Corte d'Appello, scrive che può ben ritenersi che questo fatto sia già stato oggetto di considerazione nella valutazione del complesso di lesioni e di ferite subite da Valeria Cherubini compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Insomma, la Corte di Brescia dice che una valutazione probabilmente implicita c'è già stata. Si può ben ritenere che questo dato sia già stato esaminato. Questo dato è stato esaminato? Assolutamente no, non è stato esaminato, quindi si può ritenere non vale a nulla. Quello è un elemento nuovo a tutti gli effetti, diciamo così come vuole la giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione. Quindi tutto ciò che non è stato valutato dai giudici, in questo caso noi addirittura abbiamo una consulenza che già di per sé costituisce una nuova prova su quel dato, ma quello è un dato che non è stato neanche, diciamo, valutato come posso dire, in modo grezzo, ecco, cioè come semplice dato dai giudici che giudicarono Olindo e Rosa, insomma, no? È una novità, è una nuova scoperta. Che ci fosse, diciamo, una lesione, probabilmente all'autopsia era diciamo emerso, un ematoma, ma nessuno se ne occupò, ecco. Quindi anche quello, tecnicamente, quello che c'è all'interno del fascicolo del dibattimento... Questa qui non è una questione da poco, perché implica che la scena raccontata e condensata nelle sentenze non sia quella reale, quella che è accaduta realmente. Quella signora, la povera signora, non poteva salire le scale con quella lesione, no? La sentenza poi afferma che lo stesso professor Priori ammette che non è stata refertata insieme all'ematoma anche una lacerazione vera e propria del muscolo, no? E la rescissione di strutture nervose femorali che avrebbero completamente impedito la camminata della signora Cherubini. Ma voi constatate che è esattamente il contrario, perché il professor Priori ha detto esattamente il contrario di quanto Brescia mette in sentenza. Com'è possibile? Il professor Priori ha detto che c'era per forza una lacerazione. Sì, il verbo utilizzato presuppone ammettere, presuppone che il professor Priori sia stato sentito in dibattimento, no? Cioè dalla Corte d'Appello. Dove lo ha ammesso? Solo che noi sappiamo che non ha messo un bel nulla il professor Priori per iscritto, lui ha scritto il contrario. Ha scritto l'esatto contrario, insomma. Quindi, diciamo, ecco, qua c'è un errore palese di valutazione di ciò che ha scritto il professor Priori. Ecco perché sarebbe stato importante assumere le prove prima di tirare le somme. Ecco. Allora, la signora Cherubini non poteva salire, non poteva muovere le gambe, tantomeno salire le scale, come invece le sentenze affermano. Ma c'è un secondo punto che è importantissimo per ribaltare la scena della morte della signora, della descrizione anche della morte della signora Cherubini, e quindi per sconfessare le confessioni di Olindo e Rosa, ovvero il fatto che la povera signora subì una concussione cerebrale. Un gravissimo trauma cerebrale. La possibilità o meno che la concussione cerebrale, peraltro rilevata dall'autopsia, e il trauma associato a questa concussione renda possibile alla signora Cherubini ulteriormente di salire le scale è un altro punto mai valutato, no? Se non sbaglio. Questo fatto della concussione cerebrale, che in questo caso non compare nemmeno nelle relazioni del dottor Scola per la procura,
era stata citata dal dottor Scola in maniera molto sommaria, indibatibilmente. Ma la sentenza non se ne occupa proprio. Ma la cioè, sentenza non no, se ne occupa per le niente. sentenze di condanna, cioè quelle che Cioè, condannarono. il dottor Scola dice: con la concussione cerebrale la povera signora poteva pure riprendere coscienza. Ma, Però non ha analizzato questo dato, cioè il giudice della cognizione, il giudice della condanna non ha analizzato assolutamente questo dato. Quindi anche questa è una prova assolutamente nuova. Il professor Priori ci dice che con una concussione cerebrale di quel tipo la povera signora non poteva riprendere coscienza, Sì. tantomeno quindi salire le scale. Sì. Ma anche se avesse avuto una perdita di coscienza transitoria, non è che cambia diciamo, la problematica, perché avesse avuto, diciamo, una perdita di coscienza transitoria anche di qualche minuto, allora in questo caso, in ogni caso, tutto il sangue che noi ritroveremo su l'avremmo dovuto ritrovare giù, quindi alla fine il problema persisterebbe. E quindi questi due dati, poi messi in sinergia con ulteriori dati, attestano che cosa? Ecco, proprio tornando a quel concetto di ribaltamento in astratto della sentenza. Da un lato, per un verso, che le confessioni, diciamo, di Olinda e Rosa sono delle false confessioni, ma questi dati rendono addirittura incompatibili e costituiscono un alibi per Olinda e Rosa per quanto riguarda quel delitto lì, perché bisognerà porre tutto questo, o avremmo voluto che venisse posto tutto questo naturalmente in sinergia con tutte le altre emergenze processuali e con ulteriori dati nuovi, perché noi sappiamo che quando entrarono i primi due soccorritori, quindi intorno alle 20:18, 20:19, sentirono la signora Cherubini da sopra, da casa sua, dalla mansarda, gridare aiuto, aiuto. Per le sentenze di condanna, che cosa sarebbe avvenuto? Che la signora Cherubini ebbe a ricevere tutti i colpi sul pianerottolo di casa Castagna per poi, una volta ricevuti tutti i colpi, andare a morire in casa sua. Noi invece sosteniamo un'altra modalità, quindi una ricostruzione e una dinamica dei fatti del tutto diversa, perché visto che la signora Cherubini subì una concussione cerebrale e visto che aveva il muscolo psoas lesionato, questi dati non consentono di ricostruire la dinamica dell'aggressione e della morte della signora Cherubini così come è stata ricostruita dalle sentenze. Cioè, la signora Cherubini ha ricevuto alcuni colpi sul pianerottolo, i primi colpi, per poi essere stata inseguita dall'aggressore o degli aggressori fino in casa sua in mansarda, e lì ha ricevuto il colpo, gli 8 colpi al cranio che hanno portato poi di fatto alla morte, un colpo alla gola che ha trafitto la lingua lacerandola e infine il colpo che ha lesionato il muscolo psoas l'ha ricevuto certamente in casa sua, perché come diceva lei non avrebbe potuto, soprattutto con questi colpi al muscolo psoas e gli 8 colpi al cranio, risalire le scale. E soprattutto non avrebbe potuto gridare aiuto, aiuto dopo la concussione cerebrale e dopo il taglio alla lingua. Ed allora, ritornando a quello che dicevo, se i due soccorritori arrivano alle 20:18, e questo è un dato oggettivo che è emerso dai processi, e sentono in modo nitido, distinto, per più volte gridare aiuto da su, significa che ancora la signora Cherubini non aveva ricevuto questi colpi, quelli che abbiamo già descritto, il colpo alla gola, gli 8 colpi in testa e il colpo al muscolo psoas, e quindi significa che il suo aggressore era ancora su, che stava per infliggere questi colpi finali, ma non li aveva ancora inflitti. Ma i soccorritori erano già lì. Ed allora ecco che questo aspetto
che è estremamente rilevante ed estremamente importante, perché per fare colpevoli Olindo e Rosa è stato affermato alle sentenze di condanna che la signora Cherubini, con la gola squarciata, la lingua tagliata, gli 8 colpi in testa che avrebbero provocato la concussione cerebrale e con la lesione al muscolo psoas, sarebbe riuscita a risalire 2 rampe di scale, arrivare in casa sua in mansarda, gridare aiuto aiuto e perdere lì tutto il sangue, quindi perché sulle scale ce ne sono soltanto 8 gocce. E allora, ma siccome scientificamente è impossibile, perché parleremmo di fantascienza, cioè, però purtroppo in questo momento le sentenze dicono questo. Quindi la ricostruzione della dinamica in modo esatto ed in modo scientifico, ecco, sarebbe importantissima, certo, e sarebbe da sola sufficiente, oltre a Frigerio, ma lasciamo stare Frigerio, da sola sufficiente a ribaltare la sentenza di condanna, perché Olindo e Rosa con i soccorritori là dentro sarebbero stati visti da tutti, indubbiamente, non solo dai soccorritori, ma da tutti gli abitanti della corte, ma nessuno li ride. Quindi questo è un dato che, così come altri ancora che poi eventualmente andremo a analizzare, sarebbe stato importante, perché sarebbe stato in astratto in grado, certo, al ribaltare la sentenza di condanna. Che le cose relativamente all'uccisione della signora Cherubini non siano andate come dicono le sentenze, lo dice anche un'altra indagine scientifica che la Corte invece ha rigettato dicendo non è nuova. Sempre dobbiamo fare la premessa che tutte queste cose sarebbero dovute essere state appurate in un procedimento, in un contraddittorio, in un processo vero e proprio. Allora, che le cose siano andate diversamente lo dice anche la dottoressa Bruzzone nella sua analisi sulle macchie e le tracce di sangue, in inglese la blood pattern analysis, no? Sì. Una analisi, per quanto possa sembrare incredibile, nuova. Non era mai stata fatta prima né tantomeno sottoposta a giudizio, giusto? Sì. No, questo potrebbe sembrare incredibile, sì, perché quando uno vede l'immagine del filmato dei rischi dell'appartamento del signor Frigerio e della signora Cherubini, vede sangue ovunque, detto in sintesi, per terra, sulle pareti, sulla tenda, sul perlinato del soffitto. Sì. E come si fa a non aver fatto un'analisi delle tracce di sangue mai? Ma perché evidentemente quando si è chiuso il caso si è deciso di non farla. Perché magari, quella scena del delitto io da profano completamente, poi la dottoressa Bruzzone ci spende sopra la sua conoscenza scientifica, la sua consulenza dice proprio questo, no? Però se uno guarda rimane impressionato, dice qui per forza ci deve essere stata un'aggressione. Anche quelli sono dei dati tecnici di carattere oggettivo che attestano che parte dell'aggressione, così come dicevamo anche per gli altri elementi, avvenne su in mansarda. Mi scusi però, avvocato Schemi, qui io faccio fatica perché entro in un cortocircuito logico, prima che giuridico, che non è il mio campo. Ma allora, se non è mai stata fatta prima un'analisi di queste tracce di sangue, schizzi, eccetera, come fa la Corte di Brescia a dire che non è un elemento nuovo? È nuovo per definizione, non è mai stato fatto prima. È nuovo, non è mai stato fatto. Ma non è mai stato proprio che non sia nuovo, dice che però, diciamo, ammette la novità su alcune macchie sul vetro della finestra davanti alla quale era inginocchiata la signora Cherubini. Ma diciamo... mi scusi, però, a parte il vetro della finestra davanti dalla signora Cherubini inginocchiata morta, ma lì non è mai stato fatto nessuna analisi delle tracce ematiche complessivamente, per niente, quindi è già tutto nuovo. Certo. Come faccio a dire che è nuovo solo un elemento quando non ho mai analizzato nessun elemento? Ma su questo naturalmente mi trova perfettamente d'accordo, cosa non importante, ma tecnicamente deve essere considerata una nuova prova di carattere scientifico, ecco. L'elaborato della dottoressa Bruzzone, in particolare la BPA, perché non vennero analizzati, questo è un dato certo, e quindi in estrema sintesi la dottoressa Bruzzone, poi la analizzeremo magari a parte perché è interessante quello che lei dice, anche su altri soggetti, altre persone che sono decedute come Raffaella Castagna eccetera, però in sintesi sulla signora Cherubini la dottoressa Bruzzone dice indubbiamente lì c'erano tracce di sangue da schizzo, vuol dire che è stata colpita lì. No? C'erano tracce di sangue da schizzo sul perlinato del soffitto, c'erano tracce da schizzo sulla tenda, sulla porta finestra, e quindi cosa significa tracce? Che significa che
alcuni colpi vennero inferti proprio su in mansarda. Quindi un ulteriore apporto in ordine a quanto abbiamo poc'anzi detto. Ecco, la signora Cherubini venne inseguita e finita su. Quello che si fa fatica a capire è come una cosa così evidente, in questo caso sì, ictu oculi, cioè ad occhio nudo, non sia mai stata esaminata. All'epoca purtroppo il fatto della confessione ha tolto di mezzo tutto, ha diretto tutto quanto. C'è il RIS, tant'è vero che il RIS non fece questa analisi proprio perché evidentemente... Però abbiamo il filmato che ci dà quella scena. Abbiamo il filmato, abbiamo le fotografie che ci dà quella scena. Non si è proceduta poi alla BPA perché evidentemente nessuno gliel'ha domandata. Ecco, adesso parliamo di un elemento tra poco che anche la Corte d'Appello di Brescia definisce nuovo. E veniamo al secondo... Avete ascoltato Auto da Fè.